E i nostri inviati oggi si tratta di Pedro Squarcini di Teatro Nostrale, salute. Saluto Macandria, saluto a E tutti. di sto premio Grosso Minuto, dunque di Sassoggio Grosso Minuto, Michel Pieri, salute. Salute. Con suo Teatro Nostrale, dunque, chi ha vinto qualche giorno fa il premio Grosso Minuto. Allora, già, Michel Pieri, in qualche parola, contate già appena la storia di questo premio, di un premio che saluta, diremo, quelli che fanno rie in lingua corsa, se non mi sbaglio Un mica. prezzo in lingua corsa, un premio di l'annata tutti gli anni diamo un premio, di poi faceva 20 anni e quest'anno è stato Teatro Nostrale. Voilà. Allora, dite già appena, penso che all'origine di l'idea di questo premio, dirà di salutare di noi, quello che dice di sicuro una figura maggiore di risata in lingua corsa, di grosso minuto che può salutare di noi. Io sicuro sempre, noi sono 20 anni che ci occupiamo con la SUC, ci occupiamo di Grosso Minuto. Voilà. Tutti gli anni diamo un premio, ma tutta l'annata abbiamo ricerche, tanto a Grosso Minuto c'è un po' di ricerche nella vita e dopo se volete ve ne parlo un po'. Allora, abbiamo da volta giusto appunto perché trovo che è interessante di parlare penuccia di questo personaggio. Intanto, Pedro Squarcini, come una prima domanda, boh, il premio Grosso Minuto per il Teatro Nostrale, penso che ne abbiamo parlato in off, di un onore, eh? Ah, di un onore e un incanto, soprattutto perché per noi altri Grosso Minuto è una riferenza di radio di burlesco e di tarocco corso soprattutto. Siamo stati più che onorati, soprattutto. Noi ci ha fatto assai piacere, di là, abbiamo visto che quanto ha fatto piacere anche a voi. E Infatti siamo stati spartutto contenti. altrettanto per noi, Omeghe. Ma di una certa maniera, in questa maniera di Bia Magagna, di giocare in tai personaggi, che sono personaggi assai popolari, si può considerare, Pedro Squarcini, che il Teatro Nostrale ha lunghe come una filiazione di risata che passa da grosso minuto, con un spirito che passa attraverso la Dianomachia, per esempio, di Salvatore Viale, attraverso le rise burle paesane, che lo si ritrova in De Battelabesca o in De Monsignore di Affoada, che pia una reincarnazione o riacquisto con teatro mascone e poi catterisce tranquillamente in di Rudi Daiaccio, trema un'esperta di zia Margarita. Si può dire quello, mica? Dice radio, si può dire per conto me di un onore perché c'è un mesco tra Avlacchina Iacini, a Magagna Bastiaccia e soprattutto su mesco un faccia un tarocco corso e di tutte una volta ma in un mandato se c'era un spirito burlesco in corso, ha detto c'è un spirito burlesco in corso non si può trovare in altro. Ogni cultura ha il suo spirito, giusto appunto, burlesco, o noi uno tarocco. Un minuto sarebbe una referenza maggiore e come l'hai detto Marc-André e poi andiamo da Gismonti falendo a Pumonti mischiando a Magagna Vlachine un bello mesco, un bello brolo dice radio, un bello minestrone di risate e di Vlachini si può dire che è un tarocco corso. Allora, Pedro Squarcini, avrei una domanda. Come o definisceria de voi a pessoa che è difficile, poi o praticate o fate campagne in questi personaggi, ma cos'è che lei a tutti questi personaggi? Cos'è che fa o senso di Ammagagna, di Avlachina, di Udarocco? Cosa seria l'anima di tutto questo? L'anima di tutto questo è di uno Spirito spirito corso e a ripartita di noi, a ripartita. Sì, a ripartita. Grosso Minuto era veramente, scusate, Io Grosso andate, Minuto andate, era veramente un personaggio che aveva una ripartita. In ogni caso, tutti se l'hanno posato un problema, ha risposto a seconda una ripartita magnifica. È una ripartita magnifica. Dopo dice Radio che se mi posso permettere, mi chiedo, appunto, fare una riferenza a una piccola storietta che leggendo su famoso libro che era stato adattato, editato di Nicola Carlotti, un libro, c'era una storietta che mi ha fatto pensare giusto appunto a certe ripartite che ha giù campati nei Carugia Iacini, quando lui dice a fare in cantina e si addrezza al patrone e gli dice oh, di un pezzo come giù mica a Bragaglione
Giacchino, come si fa? Ci dici, dopo che l'ha giurato una strinda di carte, dice, ma non la sai mica, e il patrone gli risponde, dice, non la sai mica, è morto lui, mi si va, faccio anche le grazie, faccio mi sollevi, dandomi questa risposta, perché pensa che si era musciato. E da noi, in dei caruggi a Iacino, o Marcandri, e mi ha avuto personaggi così, ce n'era uno che chiamava Arcangelo Gobbo, un altro che era cieco, ma rimanto più o suo nome, allora era cieco la mattina si infattano in da stretti di Tremari e uno gli dice Zezé, dice Radio così, dice è un pezzo che io ho spuntato, sono spuntati, t'hai sempre tu vieni srisarati, e lui dice tu, o battele per tutte di 3 ore e t'hai sempre tu valigi in codo. E c'era sempre su spirito di minuto, di grosso minuto. C'è sempre questo magagna e forse Michel Pieri quando lui si ridaglia giusto appunto si cerca di analizzare penuccia c'è di noi un lato una maniera di conoscere assai bene di percepire un senso assai vine i suoi veti giocheranno di noi di magagnoso in sua personalità la storia di grosso minuto infatti si trova tutta la storia da Corsica o di XVIII secolo voilà. Donc si ritrova anche un conosce Paoli c'è anche qualche belle urle con Paoli se volete ve ne dico una subito dice quando Paoli già a tavola mangia un bello ripasto con un amico un bello pranzo e giunge a grosso minuto piccia a porta e è un'amica mangiare di quei 2 giorni allora Paolo dice, un minuto, cosa c'è di nuovo? Perché gli parlava solamente, aveva visto che aveva spirito. Beh, c'è anche la storia, l'ha conosciuta anche Enzo, ma boh. E dice, minuto dice, c'è una capretta che ha fatto 3 chili. 3 chili. Dice, Paolo dice, non bisogno ne facevano che 2. Dice, allora quando uno mangia da un lato e l'altro, suglia da un lato e l'altro lato, cosa faccio terzo? E Paolo, minuto, ha detto, grosso, il terzo verda. E tanto pare che ti pare ti da un piatto è stato un piatto ma c'è di noi un affare che mi viene pensando a ciò che poi di qui attraverso Magagna Corsa c'è la trasversalità della società vale a dire a maniera di via i budanti e di rimetterli sempre a un livello di un popolo e a più magnifica di eso gacciata di un crucifisso di un croce di a croce di abrucesso chi passa e chi dice non ci scopri mica davanti a Cristo e fa questo Cristo l'ha conosciuto di araggio voilà già più bella di tu enfin tu t'as fatto di manco t'ha fatto di quando allora l'amico t'ha fatto di che un più amica un paese questo un più amica di voi un pochi mesi e Ubrele ha fatto un artista italiano ha detto io la fa una statua per fa più è una statua uno santo per fa più e non sappiamo mica come va allora non chiamare a grosso minuto che io prendo da te so che un bello garage enorme ma come ha bisogno di soldi c'è già da vendere e allora chiamano a minuto ma minuto sapeva che il garage era magnifico ma non aveva mai fatto una garage allora, e quando gli passa una statua usando davanti a casa di minuto e lui ridì non ne può più e la seconda volta che ripassa la statua davanti a casa di minuto si spanzava non ne può più di rise e allora il prete sera è andato a picchiare la porta e ha detto come sapeva tu che un'amica va più usante e il minuto ha detto l'ha conosciuto già a garage e io non mica garage già come io così allora Pedro Squarcini Michel Pieri state con noi abbiamo ritrovato a qualche minuto e abbiamo continuato a parlare di grosso minuto di sto premio grosso minuto sto premio che ti è stato dato che stanno al Teatro Nostrali di Pedro Squarcini ci ritroviamo e ma rendo omaggio in canzone a Pedro Minuti come voce di Pedro Guelfucci una piuma di Pedro Santucci a te minuti di sicuro e ci ritroviamo giusto dopo. Ci hanno contato una vola, quella d'una vita studa, e con me nella mia scuola io la mangio piuda. Ci parlava d'un vecchietto che prezzava nelle tasta e portava per stiletto a solo in greppo asta. Minuto era io, ma così grosso il busto, e mettia sale in zucca a valse e a giusto. Si appio a cavallo sotto solo temporale,
gli piaceva un basto gallo, era su un locale, era amico e consigliero, avvocato era licchino, piagneva per un bicchiero, cantava per un cuscino, ha sfiato e stilo sempre già le nerioni, quando io c'ho meralino, un luogo di spiegazioni. Ha dato cavallo mondo senza averlo mai visto, quello stecco c'è un mondo ha fatto anche a Cristo, conoscia l'universo, o pulite e paurutto, pure quando l'era perso, se ne tirava all'asciutto. Tu sia ringraziato, tu lo redi a parola, per averci imparato che la vita è una urla. Tu sia ringraziato, tu lo redi a parola, per averci imparato che la vita è una urla. Pedro Gelfucci a Teminunanta, RCFM, 6 dicembre all'ascolto di Frequenza Mora e di nostri invitati Michel Pieri, dunque di La Soggio Grosso Minuto e il vincitore con la gruppa ideato Teatro Nostrali Pedro Sguarcini che ha vinto quest'anno dunque il premio Grosso Minuto. Una domanda Michel Pieri, come giudicate voi, posto che avete scelto Teatro Nostrale, cos'è che giustifica questa scelta e come giudicate il lavoro che è compiuto da questa truppa? E so che è una truppa che d'abord sono numerose, poi più hanno spirito e so che vanno a giocare un'epoca di biete e hanno spirito di Grosso Minuto. Per questo che ci abbiamo pensato con Pantaleon, abbiamo pensato a Alessandro, abbiamo pensato a Eli, perché sappiamo che hanno veramente lo spirito di Grosso Minuto. E davvero ci siamo visti quando li abbiamo rincontrati, quando li abbiamo incontrati, abbiamo rincontrato che diranno sono tutti spiritosi. Perché sto spirito di teatro nostrale, Pedro, di noi di andare in Dugheru, di portarci a scena, e poi c'è sempre di un teatro popolare, di noi appena non abbiamo mica vinto ad un insomma, c'è di noi appena lo spirito quando abbiamo abbiato un personaggio di Jean Cam e che abbiamo abbiato una Dale Zuccone di Gianetto Notini, c'è una continuità di noi in questi fatti e in questi personaggi. Ci sarà sempre una continuità perché giusto appunto come tu l'hai detto più che bene è un teatro popolare, un teatro che parla al popolo, che si avvicina al popolo, poi che al di là di scena siamo arrivati in cui i nostri personaggi in Carugi, i passi Carugi a Iacini, anche per altri luoghi e giusto appunto portando giusto appunto sul spirito corso, sul spirito popolare, facendolo come si può dire rinascere di notorno come l'abbiamo conosciuto all'anno reacquis che siamo giusto appunto di questa generazione qui, ma sarà appena perso. Ci siamo visti a principio quando falammo che su spirito sarà appena spinto e c'è un sotto da se di rimeno per giusto appunto infattaiante, contrastante con Ed, rifare nascere dopo allora di 10 anni dopo conoscere i personaggi, c'è appena su spirito scherzoso quando faccio il personaggio di Jean Cam di suo corso che partito Passivranci da Marilla e che ne sa più che l'altri e con delle volte se ne scordate da Sorviletta allora tanto poi si faccia ripigliare da Zia Margherita, da Alessandra, da tutti i suoi paesani che li sono fermati qui in corsa e che non si sono scordati da Sorviletta e questo appunto suo spirito burlesco in francese diceriani l'autoderision ma c'è di noi giusto appunto a ripartita perché quando
mi ricordo quando ero zittedo che moriva qualche sì che era di poca trinca, dice a radio, dice, sei morto totale, dice, mi ta radio crespo gattuccio. Come per dire, c'era sempre questa ripartuta, che dice, chi preciso? Dice, morto totale, hai visto? Dice, metteremo crespo gattuccio. E c'era su spirito naturale, c'era Eh il sì, naturale soprattutto. di sicuro. Allora, muda parlata Picciolo a con... cercare di mica perde. Ecco, Con di amici tramandare. Cavaggio e per questo che è E quindi è una importante missione. o Voilà. lavoro che lo faccio teatro nostrali di sicuro avremo l'occasione per due squarcini di parlare per noi di noi di vostra attualità, di vostre prossime tappe, ma parliamo di grosso minuto Michel Pieri. Oggi a ogni storico ha esistito grosso minuto mica. Allora, veramente, voilà, risposta. Allora, giustamente ci siamo usati la questione e abbiamo fatto ricerche per un tipo di nutrizione, ma un corso di nutrizione, o parla corso con l'accento di Olagna, ha scritto anche un libro, grosso minuto sono epoche che mai mi vivo, e ha ricercato, che lui fa ricerche per noi, e dalle lo stato di papier da Meria, ha ritrovato mica a nascita di minuto, ma Pedro Giovanni Vigoni che è morto dalle orno dopo, voilà. Donc sappiamo che è esistito Pedro Giovanni Vigoni. D'accordo. E di tutto a so lei un po' di chi ti ha aperto in grosso minuto che di ciò che va essere ritrovato, ricercato, a so che mi si pare che di Romero di Berelli che tenia gelosamente in qualche luogo a Giave di a casa di minuto. Bon. Allora, a casa, pardon, scusate, a casa la Maria l'ha recuperata, di mica mostrato per là, ma giustamente con l'aiuto della Maria, con tempo vale, se ne sono d'accordo, il rivale aveva fatto un piccolo riposo per questo minuto, che certo per fare che dire da famiglia, voilà. Allora, Pedro Squarcini parlavamo dunque di l'attualità, sto teatro nostrale e prossime tappe quali saranno? Allora, saranno che festeggiamo di ore il 22 di settembre i 10 anni di creazione del Teatro Nostrale e ci sarà una pezza che farà parte di un festival Crea in Libertà di cultura d'Ajaccio, che saluta di passaggio di città d'Ajaccio, e noi compiamo un festival in cui una nuova creazione che si chiama Pittura, Cultura e Caricatura, che mettiamo giusto appunto in valore il patrimonio di un museo di Palazzo Vesce in Ajaccio, in cui la galleria di pittori corsi, in cui burlesca, a storia e ben inteso i personaggi in colore di truppe di Teatro Nostrale, che sarà il 22 di settembre allo Spazio Diamanti in Ajaccio. Allora, abbiamo lanciata Michel Pieri per Sassoggio, grosso minuto e prossime tappe per Siberelli. Cosa si prepara? Allora, prepariamo come tutti gli anni, facciamo le ricerche sempre in questa periodo agosti e poi dopo, donc, come tutti gli anni, avremo rimesso e dunque cerchiamo a pensare a fare qualcosa. Allora, in più, abbiamo stato qualcosa di magnifico, che abbiamo paura che lo spirito di grosso minuto non sia mica trasmesso ai giovani, perché ai giovani è difficile accrociarli e abbiamo una chance che quello che abbiamo parlato di fare ricerche per noi si è associato con l'assemblea e hanno reso canopé, se sono inteso parlare che hanno fatto a Galeotta hanno pubblicato un libro a Galeotta di Paoli e hanno accettato di pubblicare un libro in numerosi esemplari e che sarà distribuito nelle scuole e sul libro sarà di una cara che trova di Violina che trova un libro di grosso minuto e dice mamma cos'è questo libro? E lei gli racconta cos'è il grosso minuto e questo libro che sarà editato per tutti questi reso Calopé sarà distribuito nelle scuole per noi è una parola perché non sappiamo mica come va per trasmettere ai giovani questo spirito perché io sono di quelli come poi sono di quelli che non voglio mica che lo si perde questo spirito. Non ci di lasciarci forse Michel Pieri ci puoi mica lasciare senza una storietta di grosso minuto, no? Sì. Sarà un guasto per i nostri auditori. No, abbiamo differenti storie. Una gioca e quando le ragioni grosso minuto, gioco, zitello, uvrete ci dice perché domandiamo Signore, donne in un nostro pan quotidiano?
E minuto gli risponde che lo si piavresc che soffio. Ma una delle più belle un poco più delicata, direi, ma immagina una epoca, una letteralmente un'epoca, ma una appena più mica male, 10 grossi minuti la sera di mezzanotte, sto con l'amica, hanno vedo, e c'è uno sbaccone che parla di urne, dice questa è la mia avuta, questa è la mia carriera, questa così, questa quella. Momento minuto si allontana per fare un bisogno naturale, e quello gli dice, oh minuto, vieni in furia, sente questa qui, e il minuto gli dice, ascolta, continua di lavoro che tengo filo la tua conversazione. Non aveva tanto scambiato i soggetti, infatti. Oh, no. Allora, Michel Pieri e Pedro Squarcini ringraziabili, assai, felicitazioni a Teatro Nostrale, dunque per tu. Allora, ringraziavi. Diteli che le veramente apprezzati tutti, che speriamo rincontrarli torna, perché se mi state noi di noi altrettanto Miguel all'incanto e spartuto, se mi state all'incanto ci siamo trovati in di noi stessi e qui a corse che mi piace, a corse di aspartire, a corse di appunto di la dunite così tra Ocismonte o Pumonte, un mesco di Avlacchini di Amagagna che giusto appunto ci incanta. Pedro Squarcini, alla prossima, Michel Pieri alla prossima, e un saluto a tutto il Teatro Nostrale, un saluto a Motti, a Margherita e a Jean. Io gli manca radio. I mi saluti. Un abbraccio a Teo Marc-André, a Teo Miguel, a tutta a Montalion, a Lucille, a tutta la squadra di Grosso Minuto, a tutta la squadra di RCFM e a tutti voi altri. Un abbraccio fraterno a voi tutti. E merci a RCFM. Allez, buonasera. Grazie. Buonasera.